Stiamo raschiando, come si suol dire, il barile, ma cerchiamo di dare quei servizi importanti che oggi i veneti ci chiedono. È una manovra finanziaria all'insegna dei tagli, quella che l'assessore regionale Gianluca Forcolini ha presentato alla prima commissione di Palazzo Ferrofini, illustrando le cifre del bilancio di previsione 2016-2018. Si tratta, ha spiegato il vicegovernatore, di un bilancio caratterizzato da difficoltà oggettive. Basti pensare che le entrate a libera destinazione, ovvero quelle che la Regione utilizza per le attività politiche, si sono ridotte di quasi 700 milioni, passando dai circa 1,7 miliardi di euro del 2010 ai 943 milioni previsti per il 2016, motivo per cui non abbiamo potuto far altro che ridimensionare, ridurre e razionalizzare. Sì, la situazione, l'ho detto in commissione, è difficile dal punto di vista dei trasferimenti. Abbiamo voluto incidere prioritariamente su quello che è un volano e che sono i fondi europei, quindi abbiamo visto che mettendo da subito per esempio 50 milioni di euro come quota 2016 sviluppa quasi 200 milioni di copartecipazione statale ed europea, quindi quel volano che oggi troviamo ed è necessario trovare nelle ristrettezze economiche delle disponibilità regionali contingenti. Critiche dal Partito Democratico per il taglio di risorse a settori ritenuti fondamentali come la cultura e il turismo. Zaia vuole ammazzare la cultura nel Veneto e sarebbe davvero un omicidio colposo. Una risorsa così importante non può essere trattata in questo modo. Il secondo dato, prosegue il vicepresidente della Commissione Bilancio, è che non si vuole investire. Noi riteniamo invece che fare investimenti da parte della Regione sia fondamentale per la ripresa economica. Su questi due fronti, sulla cultura e anche il turismo, che sono, ripeto, risorse fondamentali per il Veneto, e per gli investimenti centreremo tutta la nostra manovra in Consiglio.